Mi pare che non siamo di fronte soltanto a un fatto che richiama l'apologia del fascismo. Qui, anche se sono quattro scalzacani, c'è il tentativo di ricostituzione del partito fascista. Non si può leggere altrimenti, secondo il presidente dell'Ampi di Treviso Giuliano Varnier, lo svolgimento a Vedelago dello Squadrismo Summer Fest, diventato un caso politico dopo il post sui social dell'ex consigliere regionale Gio Formaggio, oggi in Futuro Nazionale. Fotoricordo e sorrisi con quelli che definisce i camerati trevigiani, tra cui il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, ma all'evento c'erano partecipanti arrivati un po' da tutto il Veneto. Vocabolario e slogan che richiamano al ventennio. L'associazione Partigiani ammonisce a non sottovalutare il fenomeno e invoca l'intervento della prefettura. Qui siamo proprio in piena violazione della legge Scelba e della legge Mancino. E quindi io penso che le autorità dovrebbero prendere dei provvedimenti, quindi perseguire questi che sono chiaramente reati. C'è, dice Varnier, un'apertura da parte del governo a un revisionismo che fa sentire autorizzati i partecipanti a eventi come questo, giunto alla quinta edizione, ad uscire finalmente allo scoperto. Cristian Zamperoni, organizzatore del festival estivo, da poco tesserato con Futuro Nazionale, respinge ogni accusa di apologia. Secondo noi è un'ossessione perché hanno paura di fantasmi del passato, cioè squadrismo è un nome, sì, c'è chi dice che rievoca gli anni '20, ma squadrismo significa anche compattezza, significa unione, significa fare squadra, tutto qua. Cioè non avevamo manganelli, non avevamo mitragliatrici, non avevamo nulla di tutto ciò. Io sinceramente non vedo per quale motivo si debba creare una polemica attorno, ripeto, a una festa dove l'attrezzo utilizzato al massimo era una beccanella per stringere il gas della bombola alla spina di birre. Il sindaco di Spresiano Della Pietra, che già da settimane nega la notizia di un imminente passaggio al partito di Roberto Vannacci, fa sapere che la sua presenza a Vedelago non ha un significato politico. Squadrismo, camerati, camicie nere fanno parte di un lessico, dice, che non gli appartiene. Mai credo nella vita mi abbiate visto fare un saluto romano o usare certe terminologie, che poi dopo io sia di destra, credo che lo sappiano anche i sassi, che condivida alcuni ideali anche, poi però insomma che la mia presenza lì venga definita come un'adesione a particolari gruppi, no, ero lì a bere una birra con alcuni amici. Ma iniziative provocatorie come un festival che inneggia lo squadrismo fanno alzare il livello di attenzione alle opposizioni politiche. Invocare lo squadrismo non è folklore, è l'invocazione, il richiamo esplicito a un regime autoritario i cui valori sono incompatibili con quelli della nostra Repubblica.